Buongiorno a tutti carissimi amici, musicisti, frescalettari, appassionati, neofiti, così, dilettanti. Ci tenevo a fare questo piccolo video mattutino perché, dato che tanti di voi mi contattano per il frescaletto soprattutto, no? Ma poi anche è un discorso che voglio fare in generale, anche per quanto riguardano anche tutti gli altri strumenti, quindi clarinetto, sassofono, violino, ma in generale per quella che è la mia esperienza di musicista e di didatta. Quando vengono da me, in questo periodo, soprattutto tanti mi venite, io voglio imparare il frescaletto, soprattutto col frescaletto che è una cosa molto bella a livello anche popolare. C'è gente che, io voglio imparare il frescaletto, ho comprato un frescaletto in mandorlo, un altro in castagno, un super frescaletto. Cioè, ragazzi, il frescaletto per imparare all'inizio, per imparare uno strumento all'inizio, ci va anche una scarpa, cioè all'inizio non è importante il materiale, certo sicuramente qualcosina, però all'inizio bisogna proprio imparare lo strumento, le posizioni, le dita nello strumento, quindi che il frescaletto sia d'oro, d'argento, di diamanti, fatto di perle, chissà che cosa, ma non importa. Come dicevo, non posso dire parolacce, non importa una mazza, cioè l'importante è che voi vi mettiate lì a piano piano i pezzettini, con calma. Questo vale soprattutto per gli adulti, no? Perché l'adulto vorrebbe subito ottenere risultati, ma ci va tempo. Cioè io, ho iniziato a fare un percorso musicale, avevo 10 anni, ho imparato la musica, ho imparato le cose, però venite da me, è come quando mi dicono in cucina, ma io vorrei subito impastare, fare. Ragazzi, io sono 30 anni che impasto, che faccio pizze, che faccio torte, ma è normale che non si può imparare in un giorno, in una settimana, in un mese, ci va un po' di tempo, per carità. Poi se uno è un genio, allora va benissimo, io glielo auguro, va benissimo, insomma, che sia, va bene così, insomma, perfetto, insomma, meglio così. Se uno è un genio e suona subito, va bene. Però nella normalità ci va tempo per le cose, quindi con questo frescaletto, soprattutto perché mi scrivete in tanti, io cerco un costruttore, ragazzi, io ho dei frescaletti che fanno lasciamo stare, soprattutto anche quelli in plastica del maestro Pinzone, che sono buonissimi per iniziare, ma io li suono, è importante chi li suona, come si suonano, e poi all'inizio potete pigliare anche una carota, pigliate la carota, gli fate il buco e poi suonate la carota, ma dovete imparare prima le posizioni, i pezzi, ci va pazienza, dovete farli lentamente, lo so, ma mi spiace, ma ci va tempo, ma tutti abbiamo studiato, ci va un po' di pazienza, no? Quindi ci va tempo, non dovete avere premura, se bravi volete diventare, lento dovete suonare. Ve lo ricordo sempre, quindi ricordatevi, soprattutto per il frescaletto, perché siete tanti che mi tempestate di domande, vi posso mandare gli spartiti, vi mando qualsiasi cosa, vi dico di vedere lentamente i video, però dovete farle lentamente, se no non imparerete mai. È inutile fare lezioni online, guardate, non vi frego neanche i soldi, ma anche lezioni in presenza, se non state lì e ci lavorate lentamente, a pezzettino, piano piano, non imparerete mai. E poi soprattutto iniziate dalle cose molto semplici, perché le dita, queste qua, le dita, la mano, devono imparare le posizioni, devono assimilare. Però siccome i grandi volete tutto e subito, purtroppo nel mondo non c'è niente. Ciao ragazzi, pazienza, e non importa se avete il frescaletto d'oro, il clarinetto d'argento, il violino di diamante, frescaletto tempestato di perle, non importa niente, dovete imparare, quello sarà poi dopo, quando si imparerà, ma a me ne frega niente, allora uno poi può vedere di avere uno strumento migliore, ma all'inizio anche una scarpa vecchia va bene, dovete imparare a studiare lentamente, con pazienza, se no niente, nisba. Ciao ragazzi, iscrivetevi al mio canale, consigli a tutto andare, attivate la campanella per avere anche tutte le novità e mi raccomando, tanta pubblicità, sono qua per voi in maniera gratuita. Ciao ragazzi, pazienza e studiate lentamente, se no niente da fare. Ciao ragazzi.